faccia vedere il mio studio. Parlavo della partenza da mia madre perché quando sono venuta qua a vivere mi aveva allertato rispetto al fatto avvisata, insomma, rispetto al fatto che sarebbe stato difficile poter lavorare. In realtà questa scultura che si chiama Esercito è esattamente quello che io intendo come lavoro, la manualità mia che interpreta il pensiero espresso o non espresso a parole di donne che io concretamente incontro ogni giorno qua, nel luogo dove vivo, Novattene. Vivo di terra e racconto di donne, in particolare una donna di Codera, Alfonsa, che spesso quando ci incontriamo con un sorriso sempre meraviglioso racconta di questa vita estremamente essenziale sulla terra di Codera, a coltivare, a raccogliere, e della collaborazione tra le donne che lei sa esprimere veramente come una collaborazione gioiosa e una leggerezza del vivere nonostante la fatica di ogni giorno. Questa regalità porta: oggi impasterò il pane indossando il vestito più bello. Di rinunciare alla paura è tutto quel che so. Sì, è importante anche questo, anche la possibilità attraverso la scultura di dare corpo al non espresso, ciò che non viene verbalizzato, magari per non consuetudine a farlo, per cui diventa un'operazione forse ancora più importante. Per me forse il momento più bello è stato, per ciò che già è stato fatto, realizzato, l'incontro con una mia vicina di casa molto vicina, Edvige, una donna anziana, capace di uno sguardo intensissimo, ma una donna di pochissime parole. E proprio questa sua poca dimestichezza col linguaggio mi ha suggerito e mi ha infuso ancora più necessità proprio di realizzare questi lavori.
tra l'altro l'origine di questa intuizione della scultura da prendere in mano mi è nata pensando alla brocca dell'acqua che sta al centro della tavola tutti i giorni e che disseta e che tutti per necessità prendono in mano.